benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City Magazine. Questa volta torniamo al classico, cioè il magazine che noi curiamo sulle serie televisive. Benvenuto al signore qui davanti, Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco e grazie per il signore. Il signore, ti ho detto, perché sei un signore. Allora, nella puntata di oggi parleremo di qualche serie televisiva uscita nell'immediata attualità. Allora, io direi di partire dalla prima serie, sto parlando di una serie uscita su Sky, trattasi di Mother, Father, Son, dove una miniserie televisiva britannica dove c'è un attore che ruba gli occhi, ovvero sto parlando di Richard Gere. Questa storia è basata su un trio, ecco, un triangolo, ovvero madre, padre e figlio. Nella fattispecie Richard Gere interpreta il ruolo di Max Finch, ovvero un uomo che è partito da nulla e è diventato un magnate nel mondo dei media, ma dopo la fine del suo matrimonio decide di lasciare la sua eredità, il suo impero al figlio. Purtroppo il figlio è di carattere molto fragile, una serie molto basata, anche se viene chiamata thriller, però in realtà è fitta di dialoghi che vanno a esplorare questo rapporto tra questi tre personaggi completamente diversi. Per quanto riguarda la musica è scritta e firmata da Rob Lane, e la cosa interessante è che Rob Lane, pur essendo un compositore che la sua filmografia parte, se non vado errato, dai primi anni del 90, ha fatto tantissime serie televisive. Molto interessante questo abbinamento che c'è, che lo potete sentire soprattutto poi nel tema della serie. C'è questo mix tra minimalismo, sinfonismo, contemporaneamente queste percussioni, sequenze di percussioni cinematiche molto aggressive, elettronica, insomma c'è un po' di tutto. Se non sbaglio ne parlavi anche tu di Rob Lane, Massimo, no? Cioè di questa sua particolare scrittura e delle serie che ha fatto in passato. Rob Lane ha una scrittura molto versatile, tra l'altro è stato plurinominato anche agli Emmy, ha vinto i BAFTA, perché poi è uno che ha curato diverse serialità di matrice britannica. Posso parlare di Merlin, di Atlantis, anche John Adams, ed è veramente bravissimo da questo punto di vista. Molto molto efficace l'utilizzo sia di sinfonismo che di elettronica, ben calibrata, ben misurata, e ha sempre dei temi molto orecchiabili e di presa immediata. Sì, peraltro, ripeto, è uno che sin dagli inizi ha soprattutto scritto serie televisive, quindi come posso dire, non essendo giovanissimo, eppure sembra uno della nuova leva, cioè nel senso che si è fatto le ossa soprattutto sulle serie televisive. Tra l'altro ha quasi più di 100 partiture nel suo curriculum, quindi non è che è proprio di primo pelo. No, è proprio una grande gavetta alle spalle. Io direi di passare alla tua prossima allora di serie. Ok, va bene. La prossima diciamo che è una new entry tra virgolette, nel senso che è già in formato completo su Netflix, è Hollywood, una serie una miniserie di 7 puntate creata nel 2020 da Ryan Murphy e Ian Brennan. Ryan Murphy è famoso perché è un regista, produttore televisivo, sceneggiatore che ha creato le serie di successo come Nip and Tuck, Glee, American Horror Story e American Crime Story, e qua in questa serie veramente ricostruita in maniera perfetta, fotografia eccezionale, attori tutti in forma, giovanissimi tranne qualche gloria storica del mainstream hollywoodiano. Comunque parla del famoso sogno hollywoodiano, la mecca del cinema, la fabbrica dei sogni, e tutte le speranze di questi giovani attori, sceneggiatori, registi che vogliono diventare famosi. Buona parte di questi sono etnicamente reietti, quindi c'è anche un gioco molto a cambiare i ruoli, a stravolgere quello che è il contesto tipicamente all white americano e hollywoodiano.
e le musiche sono affidate a Nathan Barr, autore che si è fatto un nome nel campo della musica horror con Hostel e con True Blood, la serie televisiva, assistente di Hans Zimmer all'inizio di carriera. Ha scritto una colonna sonora un altro assistente, uno dei tanti compositori fuoriusciti dalla fabbrica di note di Hans Zimmer, del nostro caro tedesco trapiantato in America. Però effettivamente è uno di quelli veramente bravi, non emula per nulla il suo mentore, e in questo caso ha scritto una colonna sonora tra swing e jazz molto anni 40 ruggenti, proprio in quello stile lì, con anche brani preesistenti. Poi ci sono 3 music supervisor incredibili che riescono ad amalgamare alla perfezione le canzoni d'epoca con lo score molto d'epoca, anche questo con qualche tratto moderno qui e là, in maniera incredibile. Tra l'altro faccio i complimenti a questa serie perché è una delle poche che ha i titoli di testa con la comparsa della scritta Hollywood giocati un po' in stile musical Broadway alla La La Land. Veramente veramente bella. Beh, ecco perché allora i titoli di testa, perché si rifà a quel tipo di cinema là. Peraltro mi veniva in mente un'idea, una domanda più che un'idea. Sì. Hans Zimmer, no? Qui questa è una colonna sonora tra swing e jazz, ma Hans Zimmer ha mai fatto una colonna sonora a tinte jazz e swing? Forse gli manca? Qui e là qualche annotazione, qualche incipit sì. Nei film d'animazione, soprattutto quando vuole un po' sbeffeggiare, qualcosa nelle commedie, quelle con Nancy Meyers, ma effettivamente una interamente jazz e swing non c'è. Però ricordiamo che Zimmer è stato collaboratore storico di Stanley Myers, quello del calciatore della cavatina, e lì di musica jazz ne ha scritta tantissima, come Nero, tra virgolette, come compositore addizionale. Diciamo che ancora gli manca nel suo carnet diciamoglielo così, gli manca questa ultima tassello. Hans, sbrigati a fare una colonna sonora jazz, ti aspettiamo al varco. Ok, allora chiudiamo qui la prima parte del magazine e adesso andiamo sulla seconda parte del magazine, ovvero box set. Yeah! Allora, e ora siamo nel box set e per quanto mi riguarda, oggi sono contento di parlare in specie modo di questa serie Modern Love che è su Amazon Prime Video, perché l'ho trovata deliziosa, bellissima, divertente, commovente, ed è una serie tratta da dei racconti narrati a un giornalista del New York Times che poi ha fatto diventare dei brevi racconti a sua volta che hanno ispirato i produttori e gli sceneggiatori di questa serie, perché si indagano relazioni amorose, connessioni umane, delle più disparate e inaspettate. Ed è un cast efficacissimo perché ci sono Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia, Catherine Kinnear e Dev Patel, e una regia coinvolta e coinvolgente di John Carney, che se non lo conoscete è quell'autore, quel regista che ha realizzato quei film ricchi di passione che per chi ama veramente la musica in tutti i suoi aspetti, che sono Once e Tutto può cambiare. E ha voluto come realizzatori, ideatori delle canzoni originali e anche dei pezzi strumentali Gary Clark. Gary Clark è un polistrumentista e un produttore, cantautore americano, classe 1962, che ha scritto veramente delle canzoni orecchiabilissime e che vanno dritto al cuore. C'è un misto tra pop anni 80, folk moderno, motivi canzonatori, pezzi soft, e poi si amalgamano anche questi alla perfezione, come nel caso della colonna sonora di Hollywood, con canzoni preesistenti, scusate, di Regina Spektor, David Bowie e Steve Harley. E devo essere sincero, le canzoni più belle sono quelle della sigla, che ricorda un po' i pezzi anni 70 delle sigle televisive, e questa canzone che ascoltatela con attenzione, che si chiama The Lost and Found, e il pezzo anche interpretato da Anne Hathaway, che si chiama Bipolar Girl. Veramente una colonna sonora deliziosa, che tra l'altro è uscita in doppio vinile o singolo anche. Quante serie sono di questa? No, è una sola stagione. È una sola serie, una serie singola. Se non mi ricordo male, 8 puntate o 10, ora non ricordo subito.
Allora, io invece vado a parlare di un classico e quando dico di un classico, ora capirete perché. Sto parlando della serie televisiva Mozart in the Jungle. Allora, può la musica classica e la vita di un'orchestra ispirare una serie televisiva di successo? Si può? Sì, si può. Loro l'hanno fatta, hanno fatto questa serie che è presente su Amazon, che addirittura è andata avanti per 4 stagioni, parla della storia degli intrecci dei musicisti e degli orchestrali e dei direttori di orchestra della New York Symphony. E il sottotitolo è Sesso, droga e musica classica, tanto per farvi capire il tono. La questione, secondo me, interessantissima di questa serie è che riesce con grande realismo a parlare di quello che cos'è la vita di un'orchestra, ma nello stesso tempo si parla di musica, di grandi artisti e se ne parla in maniera molto dettagliata, cioè si entra proprio nel vivo delle partiture dei grandi compositori di musica classica. Quindi io la consiglio, soprattutto la consiglio ai genitori che vogliono far vedere, vogliono far entrare nel mondo della musica classica, conoscere ovviamente la musica classica, i giovani che normalmente la considerano una cosa noiosa. Bene, fategli vedere questa serie Mozart in the Jungle e vedrete che non rimarrete delusi. Allora, Oggi ci stiamo incimpando con i ponti. che ce frega, tanto taglio tutto dopo. Io. Infatti. Allora, Ora tocca a me, devo dire che cosa c'è di bello. Esatto, ora chiuderei con l'angolo dedicato a colonnesonore.net, il tuo magazine, che ci parlerai delle novità che ci sono attualmente, di quelle succose. Eh sì, di succolente ce ne sono due. Una che ci riguarda, perché ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti del magazine, che è un'intervista ad Antonio Gambale, che è l'autore delle musiche di Unorthodox, che mi ha rilasciato, dopo questa lunga chiacchierata, tanti aneddoti, non solo su questa serie, ma sul suo rapporto con la musica per il cinema, la musica per la serialità televisiva, e tutto il rapporto anche che ha avuto con altri compositori di fama mondiale con i quali ha collaborato. È veramente un'intervista interessante, soprattutto per chi vuole fare questo mestiere. Poi ho avuto il piacere tramite Instagram di contattare e di parlare poi, chiacchierando del più del meno, ma soprattutto della sua carriera, con il compositore americano Brad Fiedel, che, se non vi ricordate chi sia, è famoso soprattutto per aver creato un tema iconico della storia del cinema, quello di Terminator con Schwarzenegger. Però è tra l'altro un compositore che ha scritto tantissime colonne sonore entrate nell'immaginario collettivo, tra cui quella di Terminator e del seguito, poi Ammazza Vampiri, Una bionda tutta d'oro, Johnny Mnemonic, Il serpente e l'arcobaleno di Wes Craven, e non solo, anche Ammazza Vampiri, che è un cult horror giovanilistico, e poi il famoso film Scandalo con Jodie Foster sotto accusa, e tanti altri. Andatevelo a leggere perché veramente ci ha raccontato di tutto e di più. E tra l'altro ora ultimamente ha scritto Nella vecchiaia un musical. ecco, ma quanti anni ha lui? Perché credo È abbastanza in là con l'età. Diciamo che i mi 70 mi stai parlando di titoli, insomma, anni 80 addirittura. Sì, tra l'altro lui è veramente uno che ha diciamo, creato qualche suono elettronico che poi negli anni 90 ha dato il là a molti altri che l'hanno copiato, emulato e anzi usato dei sample dei suoi pezzi di colonne sonore per pezzi da discoteca o album di musica elettronica. Veramente uno che ha dato... quindi era uno che era avanti già di suo proprio. Sì. Allora, noi vi ringraziamo, questa puntata è finita. Peccato. Peccato, in realtà stiamo anche col mese di luglio finiremo Soundtrack City, poi ci rivediamo a settembre, ma non vi lasciamo da soli agosto. Vogliamo parlare di questa idea che ci sarà nella nostra ultima puntata, che sarà dedicata ai libri e alla musica, cioè a questo rapporto stretto che c'è, nel nostro caso alla musica applicata. Parleremo un po' di qualche libro che ha a che fare
con la musica, quindi con ospiti, e sarà il nostro finale di stagione. Sì. Mi sembra tutto, caro Max. Ciao a tutti e alla prossima. Marco Testoni, e quel signore lì si chiama? Massimo Privitera, se non ricordo male. Il signore, lo ribadisco. Il signore. Ciao Ciao, Marco, ciao, ciao a ciao. tutti e buona estate. Ciao.